www.radioticino.it. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa. Io sono Jesus Leni Gomez, più conosciuta come la ragazza che cammina nel Veneto. Eh già, perché dal 29 dicembre dell'anno scorso fino al 22 di aprile, cosa ho fatto? Ho camminato in tutto il Veneto, ho scoperto i 574 comuni del Veneto a piedi, camminando. Infatti eccoci qua. Tutte quelle scoperte che ho fatto ho raccontato nel mio Facebook, è stato raccontato nelle TV nazionali, è stato su tutti i giornali, tutti i quotidiani, ed eccoci qua, ho detto ma perché non raccontare anche gli amici che ci seguono da casa? E così è nata l'idea di raccontarvi il Veneto in modo diverso, qui a Diversamente Veneto. Infatti io vi farò compagnia per 12 settimane e andremo alla scoperta di quelle peculiarità poco conosciute, che pochi conoscono del Veneto e soprattutto dei veneti, che è quel Veneto alla quale sono innamorata io, quello fatto di persone con un cuore incredibile, perché quando camminavo ho dormito a casa dei veneti, ho mangiato a casa dei veneti e come dicevo io ero affidata alle famiglie venete e vi racconterò tutte quelle persone che ho scoperto durante il mio cammino. Ogni sera io avrò un ospite in studio, questo ospite mi aiuterà a raccontarvi ancora di più, come oggi che do il benvenuto al mio amico Leonardo. Leonardo, ciao, benvenuto. Ciao Jesus Leni, saluto a tutti i telespettatori. Sono contento di essere qua con te e cominciare questa avventura nuova che sono sicuro sarà piena di soddisfazioni per te ma anche per chi ci segue da casa. Bene Leonardo, sai che oggi io ti ho invitato perché Leonardo, per chi non lo conosce, è un professore, è un storico, ma è innamorato di un fiume che si chiama il Piave. Infatti oggi Leonardo scopriremo il Piave e tu mi farai da guida a questo punto. Assolutamente sì, io sono innamorato dei fiumi veneti, del nostro territorio. Il Piave è uno dei fiumi più importanti. Sai che anch'io sono uomo di fiume, provengo da un altro fiume importante che è il Po, però il Piave ha un fascino straordinario con i suoi colori, con la sua natura e con la sua storia e sarò contento di raccontarlo insieme a te. Guarda Leonardo, io non te l'ho detto mai, però mi hai fatto anche tu innamorare di tutti i fiumi, perché mi ricordo mentre camminavo il nostro primo incontro, tu mi hai fatto nascere questa curiosità per i fiumi, perché mi hai raccontato del rapporto dell'uomo col fiume. Pensa che dopo la tappa che ho fatto da te, io ho continuato a scoprire la storia, tutto quello che non sapevo del rapporto del Veneto e dei veneti col fiume, e quello che mi è più rimasto nel cuore è il fiume sacro, il Piave. Oggi io racconterò il Piave in modo particolare, in modo diverso. Lo racconteremo su una chiave a modo mio, Leonardo. Allora io, insomma, posso lanciarti una sfida. Io lo racconto come l'ho visto io e tu aggiungi del tuo alla parte storica, ci stai? Va bene, sarà un grande piacere. Allora, a brevissimo ti presenterò Zoe, è un signore che ho incontrato lungo il mio cammino. Zoe è una persona per me speciale, vive a Valdobbiadene, da sempre ha coltivato una passione un po' particolare. Lui trasforma i sassi del Piave in sculture e a Valdobbiadene ovunque vai incontri i sassi di Zoe. Infatti quando passi davanti non puoi non notare. Guarda Leonardo, scopriremo Zoe e la sua passione. Sono molto curioso. Ti faccio vedere questo filmato, guarda. Grazie. Andiamo a un contributo. Ascoltami, tu scappavi di casa per andare a fare il bagno nel Piave? Il bagno nel Piave, e dopo quando arrivavi a casa era un botte, perché non dovevi andare in giro. Dovevi andare in giro, ma Dovevi lavorare. comunque fin da piccolo ti raccontavano tutte quelle storie del Piave, giusto? Sì. E un giorno nasce che tu inizi a dare praticamente voce al Piave. Sì, è il primo teatro, E il primo che hai fatto è questo. sto qua. Hai dato un nome? No, non do mai nomi io. Non dai mai nomi? No. Il primo che ho fatto è questo, dopo ho fatto la compagna, non vedi?
E qua praticamente mano a mano che nasceva qualcuno tu l'hai creato? Sì, dopo ho fatto, così dopo mi è venuto in mente a descrivere i cittadini dell'universo. Per quale motivo? Perché erano diversi tra di loro? L'universo, ho preso dentro l'universo per non... Io mi ricordo che quando camminavo tu mi dicevi che i primi che hai fatto aveva la faccia un po' triste. Sì, Era un po' rattristiti sì, come sì. viso. Poi ho smesso di fare facce e ho cominciato a fare queste cose con i sassi naturali. Sì, e dopo da quelli piccoli ho detto aspetta che provo a farli grandi, per cui ungaretti. Ma come hai fatto a portare a casa questo sasso qua? Col camion sono andato questi qua grossi qua. E loro sono andato giù sul Piave, sulla cava dei Vidori là. Che sono nati là nel mio stesso cortile, questi ragazzini. E sono venuti grandi e hanno un'impresa. E dentro sul Piave hanno un impianto e non hanno il frantoio per macinare. Se no queste qua era tutta sabbia. Per fortuna non avevano il frantoio e io sono andato dentro un colpo, vedo tutti questi sassi e questo qua ho detto posso prenderlo? E mi fa, tu vieni qua tranquillo, prendi quello che vuoi, che noi va bene lo stesso perché qua ci sono tanti a montagna. E così hai dato vita a questi sassi del Allora sono andato dentro con un camion, mi ha caricato tutti quelli più grossi qua, li ho ribaltati qua per terra e dopo uno alla volta li ho messi in piedi e ho trasinati anche la via, ho trasinato col trattore, trasinavo di qua, trasinavo di là, poi facevo un'armatura perché guarda, dovevi fare un buco parte l'altra. per alzarlo. Per alzarlo e fare il buco sotto prima. Leonardo, non c'è modo di non innamorarsi del Veneto, è incredibile, hai visto che immagini spettacolari, proprio di una bellezza, puoi unire queste storie, no? Perché vede la genuinità di Zoe e di quello che racconta. Poi lui parlava, io l'ho conosciuto, la cosa che mi ha colpito di più è che le sue statue prima avevano un viso triste e io collegavo questo alla storia del nostro Piave. Tu che mi racconti, che mi fai scoprire di questo? Che ne pensi di quello che abbiamo visto, Leonardo? Allora, ti posso dire che quello che abbiamo visto c'è una cosa molto bella, che è il profondo rispetto che la gente del Piave, ma più in particolare la gente dei fiumi, ha per i fiumi che vivono, che conoscono e che imparano ad apprezzare e con cui convivono. Il Piave è stato un fiume che è un fiume sacro alla patria, perché sul Piave nel 1917, dopo la rotta del fronte di Caporetto, siamo nella prima guerra mondiale, gli italiani recuperano una grande forza e una grande volontà di riscatto nazionale. C'era un rischio di vedere tutti i territori, quasi tutto il Veneto, ma anche tutta l'Italia del Nord invasa dagli austro-tedeschi, ma gli italiani che erano in ritirata dopo una rotta disastrosa sono riusciti a resistere fino alla fine della guerra e a rilanciare il paese per una straordinaria vittoria che ha contribuito a costruire quel senso di unità nazionale. Questo traspare anche nelle figure e nelle immagini che abbiamo visto in questo bellissimo video. C'è un passaggio che fa Zoe che è estremamente affascinante, che è quando parla di Ungaretti. Ho visto che su una statua ha riportato una delle poesie meravigliose di Ungaretti, quella Mi illumino d'immenso, che è un senso profondo di attaccamento alla vita, che era quello che avevano i soldati italiani che combattevano, ma che hanno ancora oggi le figure che vivono su questo fiume meraviglioso, che è un fiume di colori, che è un fiume di storia, un fiume di passione. Allora non dimentichiamo il senso profondo di attaccamento che l'Italia e che tutte le popolazioni italiane hanno nei confronti del Piave. Ascolta Leonardo, come mettiamo il fatto, com'era il Piave prima della Grande Guerra? Cosa si dice? Cosa dice la storia? Come ce lo racconta? Come lo viviamo oggi? Allora, è un qualcosa di profondamente diverso perché il Veneto è cambiato tanto rispetto a quegli anni. È chiaro che il Piave, come tutti i fiumi, aveva una valenza importante per le popolazioni dei paesi che vivevano e che insistevano lungo il corso del fiume, perché il Piave innanzitutto è un portatore d'acqua e l'acqua è un canale fondamentale di vita per le popolazioni contadine. Serve per vivere, serve per irrigare i campi, serve per promuovere quelle attività legate all'agricoltura che erano le principali attività economiche che c'erano sui territori.
Questo direi che è un legame profondo che porta le popolazioni venete nei confronti dei loro fiumi, in questo caso nei confronti del Piave, che viene testimoniata anche dal fatto che quest'uomo, no, così appassionato e così affascinato anche dal fiume, che conosce da una vita, in cui ha imparato a nuotare, porta ad esempio a raccogliere alcune pietre, alcuni sassi, però con il rispetto che si deve ad un fiume che viene considerato quasi un qualcosa di animato. Questa è una cosa meravigliosa che ci ha fatto vedere questo video. Allora, io ti faccio scoprire di più. Adesso noi andiamo, ti faccio scoprire di più. C'è un filmato fra pochissimo che raccontiamo un po' Esoe e tutta quella cultura contadina che tu dicevi prima. Vedrai che ti affascinerà anche quello, però prima noi andiamo un attimo in pubblicità e torniamo fra pochissimo. Cari amici, rimanete con noi che torniamo fra poco. Cari amici, siamo tornati e come vi dicevo prima, oggi siamo alla scoperta del Piave. Caro Leonardo, io ti ho promesso, tu mi parlavi di cultura contadina, di guerra sul Piave, ti ho promesso di continuare a raccontarti la storia di Zoe. Infatti guarda questo contributo qua che ti farò vedere adesso, che scoprirai una cosa che secondo me scalderà anche il tuo cuore. Mettiamo il contributo che Zoe mi racconta la sua storia. Ma tornando al Piave, che storia ti raccontavano da piccolo sul Piave che poi è rimasto così impresso? Il Piave, che vedo qua, è un Piave più allegro, più creativo. Ah, sì, sì. Però il Piave è fatto comunque di una storia bella triste, eh? No, ma per noi è stata bella perché si andava a nuotare. Però i vostri genitori vi raccontavano delle storie... Sì. Beh, mio padre ha fatto quella guerra del 15-18. Ah, tuo padre l'ha fatto la guerra del 15-18? Per fortuna è tornato qui a casa, se no... Beh, allora si può dire che una generazione tipo quella del tuo papà è il ricordo del Piave con il ricordo triste, ma quella tua è il ricordo, questo ricordo che vediamo qua. Sempre li prendo in mano. E devi vedere qualcosa comunque, tu li prendi in mano? Qua provo, guarda qua, questo qua, basta mettere sotto le scarpe. Avere un sasso di Zoe nella vita è una fortuna, averne due non ha prezzo. Beh Zoe, devo dirti che comunque tu sei riuscito a dar vita al Piave, ma dare una vita e raccontarla in un modo secondo me un po' più allegro rispetto alla storia del 15-18. E questo qua era per il tuo papà? Per mio papà, sì. E quello che ha fatto la guerra del 15-18, praticamente sono due generazioni, uno ha dato il vita ai sassi del Piave e l'altro comunque ha combattuto nel Piave. E questi sono i sassi di Zoe che racconta il Piave. La storia di quel Piave che ha tanto da dire sulla guerra del 15-18, ma ha tanto da dire dell'infanzia di quei ragazzi che nuotavano nel Piave. Abbiamo imparato a nuotare però. Senza andare in piscina. Senza andare in piscina. Zoe, però i ragazzi dei giorni d'oggi non hanno più questa... No, non mi permettono neanche più perché hanno paura, se non sanno dove... Lui si andava sull'acqua fonda, corrente. Ma dai. Acqua fonda, corrente, e nuotavamo così. Controcorrente? No, giù, dietro l'acqua. Ma dai. Si poteva morire da un momento all'altro, sempre sul pericolo, e nessuno sapeva niente dove eri. Ma guarda. A rivedere questi filmati, Leonardo, è come se quei sassi avessero vita, perché mi ha dato fisicamente quell'emozione guardarli e poter toccarli. Poi ascoltare la storia di Zoe, perché il suo padre è uno di quelli che ha fatto la guerra. Certo, la guerra è stata la guerra dei fanti contadini, di gente che usciva da una società del silenzio per essere mandata a combattere il più avanzato conflitto tecnologico della storia.
pensiamo anche che impatto deve aver avuto questo tipo di conflitto su generazioni che sono state strappate al proprio ecosistema per essere mandate in un mondo diverso. Ecco, da qui deriva anche tutta questa tradizione di racconto, di ricordo, di memoria che aiuta a trasferire di generazione in generazione un passaggio di informazione, di esperienza. E questo viene costruito con grande interesse soprattutto quando si riesce a costruire una strada di collegamento e comunicazione tra le vecchie generazioni e le giovani generazioni. È una cosa esperienziale, è un qualcosa di importante che secondo me aiuta anche a tramandare i ricordi di un Veneto meraviglioso e fortemente legato alle sue tradizioni. Beh, io ti fermerei perché io sul Piave avrei tanto da dire, però ti darò un assaggio con la promessa che tu tornerai a raccontarci ancora. Ma a proposito di generazioni, proprio sempre nel Piave, io di generazioni ne ho viste, ne ho incontrate, però in particolare una, che vi darò un assaggino, cari amici, però racconteremo più avanti, i nostri appuntamenti saranno tanti e avremo modo di approfondire, però Leonardo, guarda che chicca che ce li ho per te. Ci siamo con i contributi di Pier, anche lì mi sono innamorata, c'è poco da fare Leonardo. Ci siamo con i Valdubbiadene, oltre a essere dell'ottimo prosecco di OCG, è anche molta natura. E qua ne possiamo, insomma, visto che si parlava del Piave, una sorgiva e fra pochissimo ho una sorpresa per voi. Dov'è che mi hai portato? Sul Parco del Piave, questo è il Parco del Piave. Questo è il Parco del Piave? Sì. Cioè, visto che si parlava prima di Zoe, adesso mi porterai nel Piave e faremo scoprire il mio amico il tuo zainone, perché non è come il mio quando camminavo. Vedremo cosa tireremo fuori qua, tipo Doraemon, no? Tira fuori un po' di tutto. Un po' di tutto? Oppure come si chiamava quella dei bambini? La borsa di Mary Poppins, no? C'è un parco protetto e praticamente accessibile tutto l'anno, perché io di questo parco ho sentito parlare mentre camminavo, non ho avuto l'opportunità di venirci, era inverno e era tranquillamente agibile anche. Beh sì, d'estate ci sono persone che vengono da tutto il territorio qui. E d'estate vengono proprio, insomma, è speciale. Io sono cresciuta a Valdubbiadene. Sì. E fra poco i miei amici risveglieremo qualcosa di non tanto normale per un ragazzo giovane come te, una passione un po' particolare. Esatto, Giusto? esatto. Anche perché ho parlato con forse 2 generazioni prima di te nel blocco prima e ho parlato del Piave e anche tu mi racconterai il Piave però da un punto di vista di una nuova generazione. Bene. Ma saremo tutti curiosi. Tu venivi qua da piccolo? Sì, brava. Da piccolino? Sì. Da solo no? Beh, all'inizio ho conosciuto questo posto per pesca, ecco un'altra mia passione che il Piave magari veramente ti può regalare. Venivi a pescare? Sì, c'è anche la zona, c'è la Medio Piave, c'è un'associazione che tiene cura proprio della pesca qui nel Piave. E niente, venivo con gli amici, mio papà, così a pescare. Anche tu allora praticamente da piccolino hai vissuto il Piave, qua sono cresciute le passioni. Vedi Jesus, qua abbiamo voluto anche rendere viva un po' sta zona qua con un mulino che va da solo per Ma è scenografico alla fine. Però è scenografico perché crea sensazione un po' di movimento, di vita. Ma che meraviglia, ma tutto l'anno c'è Pier, tutto l'anno è. Sì. Io vengo qua nel parco, questo mulino. Va sempre. Che meraviglia. C'è una passeggiata qua, ti passi mezza giornata, bello tranquillo. Beh ragazzi, Tommaso e Pier mi ha portato qua al Parco del Piave. Devo dire che è una cosa straordinaria. Le bellezze paesaggistiche senza precedenti, proprio l'acqua meravigliosa. Poi loro hanno aggiunto in questo parco il mulino che crea un'atmosfera unica. Beh,
spettacolare, un salto generazionale nel Piave. Leonardo, solo una diversamente veneta lo poteva raccontare così. Beh, ormai sì, sei una diversamente veneta a tutti gli effetti, direi. No, è molto bello questo racconto perché davvero il fiume viene vissuto anche da generazioni diverse. C'è un'economia di fiume, c'è un rispetto per la natura e questo giovane sta a testimoniare anche un passaggio, un salto che arriva dai nonni ai papà, ai figli, tutti però contraddistinti da questo grande rispetto che c'è nei confronti della natura e nei confronti dei fiumi. Mi è piaciuto pensare alla pesca, mi è piaciuto vedere il mulino, stiamo parlando anche di economie di fiumi, che sono cose che in Veneto avrai ritrovato chissà quante volte, no? E che sicuramente ti hanno anche riempita d'orgoglio nello scoprire questi passaggi che contraddistinguono una regione così bella e variegata come il nostro Veneto. Guarda, io innamorata del Veneto come siamo, è incredibile, io mi sento molto veneta e poi i veneti hanno reso questo posto spettacolare. Ma guarda, io ritorno a Pier, che è una cosa straordinaria, non solo la sua passione per il Piave, ma la passione per la fisarmonica. A 20 anni, è incredibile, è stata una cosa che, guarda, adesso ti do un contributo perché dobbiamo chiudere, resterei qua ore e ore a parlarne del Piave, delle persone che ho incontrato e che mi hanno raccontato il Piave, ma avremo modo di rivederci lungo questi 12 appuntamenti che avremo. Guarda che meraviglia, guarda cosa mi ha regalato Pier nel Piave, dove io provavo anche io a fare i puccinotti di Zoe. Abbiamo il contributo di Pier che suona? Quella era una giornata caldissima, mi rinfrescavo, guarda, provavo a fare i sassi di Zoe, ma è difficilissimo. Non sei in grado, ti vedo, non è da te. Vedrai che io ti manderò una foto, lo fate. È bellissima questa cosa perché anche la musica fa parte di una tradizione folcloristica legata alla cultura contadina. Quali potevano essere gli svaghi per quelle persone che lavoravano 12-14 ore al giorno nei campi? Era anche ritrovarsi la sera davanti a un fuoco, mangiare insieme, fare un po' di musica nelle occasioni di festa per vivere un momento diverso rispetto al grigiore e alla sofferenza di un lavoro che era durissimo. Quindi questo è un contributo particolare ma molto bello che hai consegnato alla conoscenza del Veneto e del Piave e ti ringrazio di cuore anche per aver fatto questo percorso. Guarda, ci saranno tante cose da scoprire nel programma Diversamente Veneto, saranno tanti veneti da scoprire perché questo è il Veneto che conosco io, è il Veneto della quale mi sono innamorata. Queste immagini, guarda, mi riportano lì, non sarei più andata via, è incredibile. Noi andiamo a cercare fuori e ci scordiamo delle ricchezze che noi abbiamo a casa. Ma io vi farò scoprire tutte quante, guarda, il più che posso, Leonardo. Io, cari amici, vi ringrazio della vostra compagnia, ringrazio tantissimo il professor Leonardo. Grazie. Spero di rivederti, a promessa fatta, racconteremo ancora un po' del Piave. Ringrazio amici, vi do appuntamento qua su Antenna 3 e ci rivediamo sicuramente. Venite anche voi con me alla scoperta di questo Veneto meraviglioso e straordinario. Vi saluto tutti quanti e vi auguro una splendida continuazione di giornata.